La proposta di rimodulazione dei ticket sanitari è allo studio. Abbiamo riscontrato delle difficoltà con la manovra dello scorso luglio, che comunque era necessaria, ma presentava un aumento della compartecipazione alla spesa, i cosiddetti ticket che si vanno ad aggiungere a un sistema forse già saturo. Sono le parole del ministro della Salute Renato Balduzzi a Palermo per il Forum del Mediterraneo in Sanità, parlando di una revisione dei meccanismi di rimodulazione dei ticket sanitari al fine di garantire una maggiore equità sociale. Se questo aumento della compartecipazione sarà attuato, c'è il rischio che peggiori il carattere di equità e omogeneità del sistema, ha avvertito il ministro. Quando ci siamo accorti di questa criticità, abbiamo pensato di cambiare il sistema. È un'attenzione allo studio. In questo momento evidentemente, cioè nel momento in cui si chiede al sistema sanitario di fare un ulteriore sforzo di riduzione della spesa, degli oneri, è difficile poter immaginare che il sistema possa chiedere nuove risorse, però l'esigenza di avere una compartecipazione alla spesa più equa, più trasparente e tendenzialmente più omogenea in tutto il Paese è un'esigenza fortissima. Io l'ho avvertita fin dai primi giorni come Ministro della Salute e credo che su questo dovremo probabilmente studiare qualche innovazione, e questa innovazione non potrà che essere decisa in questi giorni e poi sarà applicata evidentemente con i tempi che una innovazione richiede.